Invitiamo la Regione Liguria a non procedere oltre con le proprie autonome ordinanze nella gestione della fase 2, privilegiando realismo e senso di responsabilità. È il cuore del messaggio che 79 sindaci liguri di diversi schieramenti politici hanno firmato e inviato al presidente della Giunta regionale ligure Giovanni Toti. Condividiamo l'esigenza e la volontà di favorire al più presto una riapertura anche anticipata delle diverse attività economiche, ma chiediamo che questa avvenga di concerto con il governo e con i comuni per evitare ulteriore confusione, si legge nella lettera, che fa riferimento in particolare alla necessità di chiarezza riguardo ai comportamenti da tenere. La situazione di caos normativo che si è venuta a creare negli ultimi giorni non permette ai cittadini di conoscere facilmente le misure in vigore e quindi di adottare comportamenti corretti, continua il messaggio. Chiediamo e ribadiamo, proseguono i sindaci, la necessità di una coerenza istituzionale tra le decisioni assunte dallo Stato centrale e dagli enti territoriali. Fra i firmatari ci sono 5 consiglieri nazionali ANCI, Fabio Natta di Cesio, Gianluca Tinfena di Arcola, Simone Franceschi di Vobbia, Enrico Ioculano di Ventimiglia, oltre a Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante. La lettera è stata sottoscritta anche dalla sindaca di Savona, Ilaria Caprioglio, da Claudio Scaiola, sindaco di Imperia, e da Luca Pastorino, deputato e consigliere comunale di Bogliasco. Per quanto riguarda il Tiguglio ed il suo entroterra, tra i firmatari ci sono i sindaci di Borzonasca, Giuseppino Maschio, di Leivi, Vittorio Centanaro e di Carasco, Massimo Casaretto. La lettera chiede infine alla Regione di mantenere alta l'attenzione sul fronte sanitario, in quanto i dati dell'epidemia riferiti alla Liguria non permettono abbassamenti del livello di guardia.